Buon pomeriggio a tutti. Vedo già alcuni di voi collegati. Professor Montesoro, sono Serena. Eccoci, ho visto. Allora, gli Buongiorno. iscritti questa sera sono 29, quindi c'è sempre una mortalità, però direi di aspettare qualche minuto. Cosa Assolutamente. dice? Senz'altro, Perché sì, nessun sì, problema. ne mancano, però sono le 6 giuste adesso, quindi io penso un'altra, poi qualcuno dica lei, aspettiamo cosa, 5 minuti, faccia lei. Per me Poi non c'è problema, sì, 5 minuti sì, non senz'altro. di più, poi iniziamo e si aggiungono casomai di volta in volta, insomma, però 5 minuti proprio per iniziare, magari se c'è qualcuno in più, considerando che c'è, come dire, che gli iscritti sono appunto 29, quindi... Naturalmente, va benissimo. Io ho avviato la registrazione giusto per non dimenticarmene dopo, quindi la manterrei attiva perché poi quando si comincia spesso capita poi di dimenticarsene, non vorrei farlo, ecco. Buongiorno, ben arrivata. Vedo una partecipante che si è appena collegata. Ecco, ne approfitto per chiedervi, siccome c'è stato un aggiornamento in Microsoft Teams, se voi vedete sia la mia immagine della webcam che i lucidi, quello col titolo in questo momento, perché ho visto che ci sono diverse modalità di presentazione, dovreste vedere, ok, perfetto, benissimo. Grazie. Sì, confermo, si vede sia lei che la presentazione. Perfetto. Professor Montessoro, cosa dice? Mi dica, Beh, io penso che possiamo iniziare, poi naturalmente chi si iniziamo colleghi perché vedo dopo. che man mano si stanno iscrivendo, si stanno inserendo. Bene, diamo Certamente. inizio. Prego, le lascerei magari 2 parole di apertura, visto che... Due parole di apertura, ma sarò proprio brevissima, nel senso che solo per un saluto, questo è appunto uno degli eventi del progetto Digitiamo, in questo periodo ne abbiamo praticamente uno ogni 2 giorni. Il professor Montessoro dell'Università degli Studi di Udine, che è nostra partner, ha già affrontato il tema della cyber security con praticamente i referenti tecnici dei vari comuni e delle aziende partner. Invece questa sera ci presenta questi aspetti estremamente interessanti, però calati nella realtà, come dire, quotidiana della vita di ciascuno di noi, che dobbiamo cimentarci con
i vari strumenti digitali dal 1° ottobre, poi con lo SPID, eccetera, è diventato ancora più complicato accedere a qualsiasi tipo di procedura, di pratica, di attività, insomma, che preveda un contatto con la pubblica amministrazione. E quindi sì, è estremamente importante che ciascuno di noi sappia, come dire, abbia delle competenze per riuscire a destreggiarsi, e in particolare per tutto quello che riguarda la privacy, con i nostri strumenti digitali. Il progetto Digitiamo, lo sapete, vede capofila il comune di Conegliano con altri 9 comuni del territorio e diversi partner, tra cui le principali associazioni di categoria del nostro territorio, e ha come obiettivo quello di diffondere la cultura del digitale, affrontando soprattutto tematiche che riguardano la sicurezza, ma che riguardano anche proprio la culturazione digitale a 360 gradi. Abbiamo qui a Conegliano e negli altri 9 comuni delle palestre digitali che presumo la gente sta frequentando tantissimo, perché abbiamo le liste d'attesa, e stiamo appunto procedendo con tutte queste attività di webinar. Lascio la parola al professore e poi casomai ci sentiamo più avanti. Buona serata. Benissimo, grazie molte. E, beh, innanzitutto io ringrazio il Comune di Conegliano per questa iniziativa, per averci coinvolti come partner e per darci proprio l'occasione di diffondere la cultura del digitale, cercando di trasmettere quelle che sono le competenze che abbiamo acquisito e che sviluppiamo anche noi quotidianamente nel nostro lavoro all'università. E in particolare oggi parleremo di cyber security. Cyber security perché l'utilizzo degli strumenti digitali, che è sempre più pervasivo ed è sempre più legato ad attività quotidiane che magari di digitale nativamente non avrebbero nulla, ma oggi vengono veicolati tramite strumenti digitali. Ecco, la cyber security in questo contesto diventa estremamente importante, per tante ragioni che analizzeremo proprio insieme. Premetto che è mia intenzione cercare di, se collaborerete, se siete interessati e se avrete spunti, rendere questo seminario, visto che non siamo in presenza, cosa che ci penalizza molto, il più interattivo possibile, quindi non esitate a interrompermi, fare domande a voce o sulla chat, per qualsiasi cosa che vi venga in mente mentre parlo, perché l'idea appunto rispetto all'altra iniziativa che è stata orientata a tecnici e quindi in cui c'era un contesto più limitato e con un background differente, l'idea invece è cercare di portare la conoscenza a tutti, anche a coloro che tecnici non lo sono, perché le loro attività, la loro impostazione culturale è differente, e siccome si trovano in qualche modo costretti a confrontarsi con il digitale oggi, è utile riuscire a trovare questo canale di comunicazione, questo linguaggio comune che permetta la diffusione proprio della conoscenza necessaria. Quindi, ripeto, non esitate a fare domande, interrompermi assolutamente. Come ho pensato di organizzare il seminario? L'idea è quella di dividerlo in 2 parti, come vedete. Abbiamo una prima parte che sarà legata a 2 concetti che sono la chiave sostanzialmente per sopravvivere nel mondo digitale in modo cyber sicuro, che sono la conoscenza e la consapevolezza, e analizzeremo tutta una serie di aspetti in parte poco conosciuti, legati proprio ai problemi di sicurezza, perché, da dove vengono, che origini hanno, cosa sta succedendo. La seconda parte sarà una guida alla prevenzione. Ok, adesso che abbiamo capito, cosa facciamo? Cosa che sarà principalmente orientata alla
alla conoscenza di quelli che sono comportamenti e procedure alla portata di tutti, e con uno spunto anche a quelle che sono le impostazioni magari un po' più d'azienda, perché immagino che fra chi seguirà questo, sta seguendo adesso e magari seguirà in futuro registrato questo seminario, ci sarà anche qualcuno che la cyber security quotidiana la dovrà mettere in pratica non soltanto per le sue attività sulla rete domestica, per intenderci, ma anche perché lavora in una azienda grande o piccola, o in un ufficio o uno studio professionale dove ovviamente il digitale si usa, e anche lì è necessario adottare le opportune precauzioni. E quindi cominciamo parlando appunto di cyber security in termini di conoscenza e consapevolezza, cioè di cosa stiamo parlando. La cyber security non è più una novità, perché ne sentiamo parlare ormai molto frequentemente sui telegiornali, lo leggiamo sui giornali, sulle riviste, anche quelle non specializzate. Uno degli elementi più eclatanti è stato l'attacco ai sistemi informatici della Regione Lazio. Ve lo ricorderete, è avvenuto relativamente poche settimane fa. Uno dei vantaggi nel parlare di cyber security è che purtroppo si trova sempre materiale fresco, perché gli eventi si susseguono. Cosa è successo? È stata bloccata l'attività del sistema informatico che gestiva e gestisce le prenotazioni delle vaccinazioni, quindi anche un qualcosa di estremamente critico dal punto di vista delle ricadute in termini sociali. Che cosa è successo? Allora, la cosa curiosa è che si è parlato di un potente attacco hacker, come se una comunità di hacker mondiali agguerritissimi si fosse scatenata contro la Regione Lazio. In realtà quello che si è letto è che probabilmente il computer di un dipendente ha portato il malware, questo di cui parleremo poi, questo software malevolo che ha attaccato poi i sistemi dentro la rete della Regione Lazio. E come è successo? È successo perché forse addirittura il figlio, neanche il dipendente stesso, è cascato in uno degli inganni, le trappole digitali che ormai ci perseguitano, una cosiddetta mail di phishing, e questo con quindi un'azione sconsiderata, ma purtroppo che accade di frequente. E questo è stato il punto di innesco di tutta la conseguente catena di azioni che hanno portato poi al successo dell'attacco. Ecco, quindi questo perché l'ho messo in apertura? Perché ci fa capire come il problema della cyber security è un problema quotidiano. Il problema della sicurezza della regione, del sistema informativo della Regione Lazio, non è chiuso dentro gli uffici della Regione Lazio, perché a casa del dipendente può avvenire qualcosa che ha delle implicazioni sull'intera comunità che poi questi servizi li utilizza. E questa è già una prima cosa su cui dobbiamo riflettere. Una seconda cosa su cui voglio farvi riflettere è la leggerezza con cui a tantissimi livelli si ignora. Di solito si dice la leggerezza magari con cui si affronta, no, qui è la leggerezza con cui si ignora il problema della cyber security. Il 16 marzo di quest'anno, proprio a proposito dei vaccini, sembra che il sistema informativo per la prenotazione dei vaccini sia bersaglio di tutte le possibili sfortune nell'ambito della cyber security, è andato in onda sul TG3 nazionale questo servizio. In questo servizio c'era la ripresa delle attività di operatori al sistema delle prenotazioni e, come potete vedere, sul muro era appiccicato un foglio in bella vista
con sopra stampate username e password. Qui non le leggete perché io le ho coperte per ovvie ragioni, ma al telegiornale sono passati in chiaro, erano assolutamente leggibili. Quindi qui c'è una sovrapposizione di leggerezze impressionante. Allora, la prima ovviamente è che la password per un sistema che tra l'altro ha un'importanza a livello sociale anche, perché un sistema per dare un servizio pubblico non deve essere comunicata appiccicando un cartello visibile da chiunque passi in quella stanza. Il secondo problema è che se c'è una password così in vista, non si fanno entrare i giornalisti con la telecamera, o quantomeno la si copre prima di far entrare i giornalisti con la telecamera. Il terzo problema è che il giornalista, il redattore, il direttore del telegiornale, eccetera, non se ne sono accorti, l'hanno ignorato, eccetera. È chiaro, se non c'è la consapevolezza, se non c'è la sensibilità, magari non se ne sono veramente accorti. Noi che operiamo in questo settore l'abbiamo notato subito, io e i miei colleghi. Ecco, e questo quindi la dice lunga su quanti problemi di diffusione della conoscenza abbiamo ancora. E questo è sempre più importante perché il fatto che esistano questi nuovi strumenti sta cambiando, ormai ha cambiato le nostre abitudini, la nostra attività quotidiana, appunto. E ci appoggiamo sempre a nuovi servizi e quindi utilizziamo al posto delle raccomandate la posta elettronica certificata, paghiamo online, facciamo attività, è inutile che stia a raccontarvelo perché lo facciamo tutti. Soltanto che questi servizi assumiamo che funzionino, assumiamo che siano sicuri. Questo è un altro episodio che è successo nel 2018, a fine 2018, che è molto significativo, è emblematico, perché cosa è successo? Sono state violate caselle di posta elettronica, 500.000 di caselle di posta elettronica della pubblica amministrazione. Fra queste 3.000 caselle di posta elettronica di soggetti pubblici che su queste caselle avevano la posta elettronica certificata, cioè caselle che formalmente, per quanto riguarda la normativa che è stata costruita appoggiandosi a questi servizi, avevano e hanno valore ufficiale. La posta elettronica certificata vale come una raccomandata. Quando io spedisco una posta elettronica, una mail con una posta elettronica certificata, io la firmo e la firma vale dal punto di vista legale. Io non posso dire non sono stato io a spedire questa raccomandata in termini legali. Ma se la casella di posta elettronica certificata viene violata e la mail la manda a qualcun altro, cosa succede? La normativa non lo prevede, perché la normativa pensa, anzi chi ha scritto la normativa pensava che il sistema fosse sicuro e quindi che effettivamente ci si potesse appoggiare in modo certo sull'identità di chi spedisce e sull'identità di chi riceve. E questo è un altro spunto di riflessione. Un altro problema che deve farci riflettere è che nel mondo digitale, in particolare per quanto riguarda i social network, i numeri, le dimensioni delle conseguenze, dei possibili attacchi sono impressionanti. Si parla, questo è stato un attacco ai database di alcuni social, in particolare Facebook, Twitter e LinkedIn, che ha portato agli hacker a acquisire informazioni personali relative a oltre 1 miliardo di persone. Quindi capite la dimensione del problema.
E quindi cosa succede? Se ne parla, ci sono appunto ormai numerosi posti dove potete trovare documentazione e discussioni in questo merito, e abbiamo contromisure. C'è chi ci dice che dobbiamo tenere il software di protezione aggiornato, dobbiamo utilizzare i firewall, i backup, aggiornare i sistemi, usare le password, fare attenzione alle mail sospette, eccetera, eccetera. E questo sembrerebbe quindi che il problema sia risolto. A questo punto io potrei finire il seminario e lasciarvi liberi. E invece no. Invece adesso cominciamo con una parte politicamente scorretta. Io adesso sarò cattivo e farò leva sulla paura, nel senso che cercherò di raccontarvi che cosa succede realmente nel mondo del digitale e in particolare che cosa succede dal punto di vista della cyber security per stimolare questa paura che è un qualcosa che ci arriva dall'evoluzione, che è molto sana, perché la paura è quella che ci mette in allerta e ci permette di prevenire i pericoli e difenderci. E adesso cercheremo di creare una cyber paura che ci permetterà di sviluppare una cyber prevenzione, una cyber sicurezza. Allora, cominciamo con chiarire alcune cose. Probabilmente alcuni di voi ricorderanno questa scena, questo ragazzino con la sua amica fidanzata che si intravede solo di spalle, che erano i protagonisti del primo film che ha parlato di sicurezza informatica. Si chiama War Games ed era la storia di un ragazzino che per gioco o per sfida intellettuale, come preferite, riesce a collegarsi ai computer del Pentagono e inavvertitamente, diciamo, rischia di scatenare una guerra nucleare mondiale, anche perché il periodo era quello giusto, 1983, quindi problemi legati alla guerra fredda, eccetera, eccetera. Bene, scordatevelo, dimenticate questo mondo in cui c'erano i ragazzini che per gioco provavano a violare i sistemi. Oggi la cyber security è un problema dovuto alla criminalità organizzata. Quindi ci sono dei criminali, cioè gente che per professione fa il criminale, che utilizza i sistemi informatici per fare profitto, per acquisire potere e per danneggiare deliberatamente le altre persone, le organizzazioni, le aziende, gli stati, eccetera, eccetera. Quindi è qualcosa di organizzato, di criminale e guidato da obiettivi ben precisi che devono appunto farci la dovuta paura. Attenzione, non è necessario che il criminale sia anche un esperto informatico, perché questo un pochettino potrebbe tranquillizzarci. Potreste dire, beh, è vero che c'è il criminale informatico, ma perché sia contemporaneamente criminale e sufficientemente esperto in informatica per riuscire a attaccare dei sistemi che sono complicati, che bisogna, per riuscire a violarli bisogna avere delle competenze che non sono alla portata di tutti, insomma le probabilità potrebbero essere abbastanza basse, quindi potremmo tranquillizzarci. Ecco, anche questo è un mito da sfatare, assolutamente no, perché il criminale informatico che cosa fa? Compra gli strumenti, li compra, ma con una manciata di monetine. Esiste una cosa che si chiama dark web, ne parleremo tra poco, dove c'è un black market, un mercato nero, illegale, dove si possono comprare strumenti e servizi per effettuare gli attacchi informatici.
Volete fare il cybercriminale? Accomodatevi. Che cosa vi serve? Comprate, pagate, ma pagate poco, nel senso che volete crittografare i dati di un'azienda per poi chiedere il riscatto, quello che prende il nome di ransomware, basato sui CryptoLocker, altre cose di cui parleremo più in dettaglio dopo. Dipende da quanto volete spendere in funzione di quanto deve essere efficace e quanto può diffondersi il vostro attacco. Ma partite da $10. Vi servono delle carte di credito clonate, numeri di carte di credito rubate, eccetera. Con 50 centesimi cominciate già a ottenere qualcosa. E così via. È veramente impressionante la quantità, e questi che vedete sono soltanto dei piccoli e pochi esempi, ma è veramente impressionante la quantità di strumenti disponibili e soprattutto la disponibilità a basso costo di questi strumenti. Vi segnalo, tenetelo a mente, il DDoS, Distributed Denial of Service, è un qualcosa che ritornerà in questo seminario perché dopo ve ne parlerò. Lo pagate addirittura come servizio, perché adesso ci sono degli attacchi che si pagano come dei servizi. Quante ore di attacco vuoi effettuare? Paghi all'ora. Io voglio bloccare il funzionamento di un'azienda concorrente magari per 2 giorni. Bene, 2 giorni sono 48 ore, ti costa 10 euro all'ora e quindi paghi 480 euro. Ecco. Bene, vi dicevo che cos'è il dark web. Noi siamo abituati a parlare del web, spesso lo si confonde con internet, si dice l'ho trovato su internet. Ora, tecnicamente internet è l'infrastruttura di rete, hardware e software, che permette la comunicazione fra i vari sistemi, fra gli utenti e i server, fra gli utenti fra di loro e così via. Su internet ci sono dei servizi, il principale, o meglio quello più conosciuto, è il cosiddetto web o World Wide Web, questa ragnatela di estensione mondiale che è un insieme immenso di informazioni, di documenti, le pagine web a cui noi possiamo accedere. Il web di superficie, quello che noi usiamo quando per esempio facciamo una ricerca con Google, il quale ci trova tutta una serie di documenti, di pagine in cui troviamo i risultati della nostra ricerca, e questa parte, diciamo la parte emersa dell'iceberg, ed è grosso modo un 10% del totale. Poi c'è una parte invece sommersa che non ha nulla di negativo, anche se il nome inquietante è Deep Web, il web profondo, e sono tutti i dati che vengono scambiati utilizzando internet e utilizzando il web, ma non sono accessibili ai motori di ricerca, non sono disponibili come dati qualsiasi. Perché? Perché fanno parte di sistemi specifici, privati, riservati per applicazioni specifiche. Per esempio tutti i database aziendali, tutti i database della pubblica amministrazione, tutti i posti dove voi fate, i database bancari, tutti i posti dove voi fate un accesso con username e password e poi lì avete accesso a servizi e dati. Ecco, quelli sono dati che non sono direttamente accessibili da Google. Peraltro molti di questi magari non sarebbero neanche di interesse pubblico, sono solo di interesse della singola persona e del soggetto che eroga il servizio. E questo in questo momento rappresenta un po' la maggior parte dei dati che effettivamente vengono gestiti da internet. Ma quello che invece ci interessa dal nostro punto di vista è questo, il cosiddetto dark web, che è una parte del web che non è indicizzata dai motori di ricerca ed è nascosta
ci si accede con dei protocolli specifici che mirano a mantenere l'anonimato di chi si collega e che essenzialmente viene utilizzata per attività illegali. E quindi dobbiamo in qualche modo farcene una ragione. Queste attività illegali comprendono anche l'utilizzo di strumenti di scambio per acquisire informazioni, strumenti o servizi legati proprio ad attacchi di tipo cyber. Allora, adesso cerchiamo di parlare della conoscenza necessaria per capire da dove vengono tutti questi problemi. Perché effettivamente da qualche parte il sistema deve essere attaccato. Perché questi sistemi sono così vulnerabili? Perché noi siamo così vulnerabili? Che cos'è che ci rende così vulnerabili? Allora, il primo problema è che ormai i sistemi sono così complessi che non siamo più in grado di controllarli, non nel senso fanno quello che vogliono, ma nel senso che non siamo più in grado di verificare che cosa fanno, tutto quello che fanno. Questa immagine vuole rappresentare un po' quello che succede dentro un nostro dispositivo. C'è una marea di cose, qui le rappresento come delle formichine, di programmi che in modo totalmente autonomo lavorano, di cui noi non abbiamo la percezione. E in questa marea di programmi possono nascondersi appunto dei programmi malevoli, cosiddetti malware, che lavorano a nostro danno. E sono talmente tanti i programmi e talmente poco conosciuti, sicuramente sconosciuti dall'utente normale, ma anche per un utente abbastanza esperto non è banale capire quali di questi programmi sono leciti e quali no, per cui il fatto di appunto poter nascondere delle attività non desiderate purtroppo è un qualcosa di relativamente semplice e sicuramente molto frequente. Cosa vuol dire elevata complessità per cui non possiamo più controllarla direttamente? Perché i programmi, quindi le sequenze di istruzioni che rappresentano appunto l'insieme di tutto ciò che fa funzionare i nostri dispositivi, hanno dei numeri ormai impressionanti. Molti di voi utilizzeranno probabilmente computer con Windows 10. Windows 10 è un programma scritto in circa 50 milioni di linee di programmi, di linee di codice. Quindi se anche io prendessi un programmatore esperto, se anche Windows 10 fosse disponibile in formato sorgente, cosa che peraltro non è, ma ammettendo anche di poterlo andarci a guardare dentro e dire ma che cosa fa Windows 10? Solo Windows 10, non tutti i programmi che poi ci metto sopra, soltanto il sistema operativo. E volessi dire, voglio essere sicuro proprio che faccia le cose bene. Io avrei bisogno di una persona esperta che studia 50 milioni di righe, come fosse un libro lungo 50 milioni di righe. Okay? A 50 righe a pagina, un libro da 1 milione di pagine. Capite che... E questo è poco perché, come vedete, macOS è peggio, ma Google, i sistemi di Google, quando noi ci fidiamo, usiamo qualcosa di Google, scarichiamo delle app di Google dal Play Store, eccetera, si parla di 2 miliardi di linee di codice. Ci sono milioni di file che vengono modificati da migliaia di sviluppatori che fanno decine di migliaia di modifiche ogni giorno. E quindi capite che il sistema è così complesso ed è così dinamico per cui non possiamo pensare di controllarlo, di verificare in prima persona che cosa effettivamente succede. E questo ha delle implicazioni
molto, molto, molto importanti. Allora, la prima implicazione è che se noi andiamo a guardare che cosa fa un computer, questo è l'elenco dei programmi che si ottiene dal Task Manager, dal programma che in Windows 10 mi fa vedere che cosa sta facendo il computer, e l'elenco dei programmi, anzi non è neanche completo, dei programmi che girano su un normale personal computer quando non sta facendo niente. Cioè, il momento in cui io ho preso questa immagine e quello immediatamente dopo l'accensione, cioè il computer è partito, ha fatto il bootstrap, il sistema operativo mi ha chiesto l'account, sono entrato nel sistema operativo, gli ho chiesto che cosa stai facendo? Questo. Ora capite che c'è una marea di programmi in esecuzione di cui io non so nulla, tant'è vero che per me il computer non stava facendo niente, a parte essere acceso. Questo ci dà un'idea proprio di questo problema della complessità. E purtroppo qui dentro questi sistemi si nascondono i programmi malware. Come si nascondono? Beh, molto spesso si nascondono perché li invitiamo noi. Uno dei problemi oggi molto diffuso è che sui telefonini vengono scaricate app gratuite di autori totalmente ignoti, o meglio, magari c'è il nome, ma non sappiamo chi sia di fatto, è un nome per noi, che per noi è un perfetto sconosciuto, che contengono del malware. Cioè, io faccio un'app, scrivo un'app, ci metto dentro un malware per fare quello che voglio del vostro telefono. Quello che voglio può essere, vi faccio avere della pubblicità perché così ci guadagno con la pubblicità, prendo i vostri dati così li rivendo, o peggio ancora cerco di spiare che cosa fate perché così poi vi rubo i soldi in banca, vi ricatto, eccetera, eccetera. Cioè, il criminale ragiona in questi termini. E tanto per darvi un'idea, queste sono delle statistiche da uno dei laboratori, degli studi più importanti al mondo in ambito cyber security, il Kaspersky Lab, che ci dice quante sono le nuove le app presenti sui vari store che contengono del malware. Allora, nel primo quadrimestre del 2021, è vero che sono un po' calate rispetto all'anno precedente, ma stiamo parlando di circa 1,5 milioni di app, di programmi che contengono malware. E questo, capite, è estremamente pericoloso, che significa che è molto, molto frequente installare per sbaglio, per ingenuità, un'app sul cellulare che ne prenda il controllo. Un'analisi di quello che è successo recentemente relativamente a uno di questi malware, GriftHorse, ha dimostrato che ha infettato qualcosa come 10 milioni di telefoni Android in quasi tutti i paesi del mondo. Quindi la diffusione di alcuni di questi malware è veramente, veramente impressionante. Questo è un esempio di uno dei malware che si possono trovare in alcune app. Molto spesso noi inseriamo dati legati all'accesso a servizi e sistemi. Questi dati ovviamente sono estremamente riservati, il nostro login e il nostro password, perché ci permettono di dire: guarda, sono io e ho diritto di accedere a questo servizio. Allora, cosa fa questo malware che si chiama Cloak and Dagger? Fa una cosa molto subdola, crea una tastiera trasparente fra la tastiera vera su cui noi, virtuale ovviamente, su cui noi scriviamo, e il nostro dito, la superficie del telefono. Quindi crea un programma che di fatto che cosa fa? Legge
tutti i tasti che noi schiacciamo. Quindi quando noi scriviamo una password, per esempio, che crediamo di scrivere e inviare in modo assolutamente sicuro e segreto, per esempio alla nostra banca, di fatto la stiamo anche comunicando all'hacker, perché la tastiera ha rilevato i tasti che abbiamo schiacciato e di conseguenza l'hacker è venuto a conoscenza della nostra password. Ecco, questo capite che è drammatico, perché significa aggirare molte delle possibili procedure di sicurezza. Non per nulla tutti i sistemi di accesso si sono complicati nel tempo con l'autenticazione cosiddetta a due fattori. Cos'è l'autenticazione a due fattori? È un sistema di autenticazione, ormai vi siete probabilmente abituati a usarlo, in cui voi mettete lo user, ne mettete la password e poi vi dice da un'altra parte, su un altro dispositivo, magari sul telefono, vi compare un codice che voi dovete inserire in modo tale da far vedere che voi siete veramente voi, per evitare che l'hacker poi, senza avere in mano il vostro telefono, riesca a impersonare la persona a cui ha rubato username e password per appunto far finta di essere lui e agire in sua vece. Bene, e quindi cosa possiamo fare? In realtà la prima cosa che possiamo, anzi dobbiamo fare, è essere consapevoli di questa situazione e essere consapevoli del fatto che per la sicurezza informatica, per la cyber security, la parola chiave è fiducia. Fiducia cosa significa? Significa che dobbiamo avere fiducia, non possiamo fare altrimenti, ma dobbiamo sapere che diamo fiducia ai fornitori dei servizi. Dobbiamo essere consapevoli che diamo fiducia ai gestori delle reti. Dobbiamo essere consapevoli che diamo fiducia a chi fornisce software e hardware ai fornitori dei servizi e delle reti, perché anche loro a loro volta danno fiducia a chi ha fornito loro gli strumenti. Poi diamo fiducia a chi ha prodotto il computer, a chi ha prodotto il tablet, a chi ha prodotto il nostro smartphone. Ne avete sentito parlare, il problema del produttore, soprattutto in questo contesto globale ormai in cui la maggior parte delle tecnologie ci arriva dalla Cina, che purtroppo non è un paese del tutto affidabile per certi aspetti, perché è una dittatura, ha interesse a conquistare il mondo sostanzialmente, almeno dal punto di vista economico, e nota essere un paese che ospita moltissimi hacker e che non li persegue come noi vorremmo, fa sì che questa combinazione di fattori renda diffidenti molti nell'utilizzare sistemi cinesi, tant'è vero che avete sicuramente letto della normativa negli Stati Uniti che impedisce per attività delicate o critiche dal punto di vista della sicurezza nazionale di utilizzare apparati di determinati costruttori cinesi, per esempio si era parlato di Huawei. Poi c'è il problema delle app, ne ho parlato prima, ci fidiamo di chi ha sviluppato le app che scarichiamo. Non soltanto, ma per scrivere i programmi, app o qualsiasi altro tipo di programma, sono necessari degli strumenti software. Questi stessi strumenti software hanno dei moduli che creano il codice e questi moduli potrebbero generare del malware. E questa è una cosa che una volta era un'ipotesi e poi si è concretizzata anche. Quindi gli sviluppatori devono fidarsi di degli strumenti che usano per sviluppare, perché anche la scrittura dei programmi non viene fatta a mano, o meglio, il programma che poi alla fine viene eseguito sul dispositivo non viene creato a mano, viene creato tramite degli strumenti.
E questo vale anche, e forse ancora di più, per gli strumenti hardware. Cioè anche lo strumento hardware è costruito tramite degli strumenti software che generano dei risultati così complessi che non possono essere controllati a mano e quindi su cui abbiamo poco controllo. Ci fidiamo del fatto che l'hardware che viene prodotto effettivamente faccia tutto e solo quello per cui l'abbiamo progettato. E ovviamente il progettista, usando questi strumenti, si fida di chi ha sviluppato gli strumenti che lui usa per progettare. Insomma, capite che la catena della fiducia è una catena veramente immensa, veramente complessa, ed è un qualcosa di cui dobbiamo essere ovviamente consapevoli. Ovviamente per fare che cosa? Non per isolarci dal mondo, perché non è questo l'obiettivo della cyber security. Dobbiamo essere consapevoli per prendere in modo consapevole le decisioni su come organizzare le nostre attività, le nostre procedure, in modo che siano coerenti con il livello di fiducia che diamo ai diversi soggetti. Una volta che noi ne siamo consapevoli, abbiamo deciso di dare fiducia a determinati soggetti, va benissimo continuare a utilizzare le procedure che abbiamo specificato. Quello che è sbagliato è ignorare completamente il problema. Ignorare il fatto che se io scarico un'app e la uso, sto dando fiducia a chi ha sviluppato quella app. D'altra parte la fiducia, il problema della fiducia non è una novità. Questo è il padre del sistema Unix, del sistema operativo Unix su cui è stato costruito Linux, che ha rivoluzionato l'informatica negli ultimi decenni, e nel 1984 già stava parlando del problema della fiducia che abbiamo negli strumenti software che utilizziamo per generare i programmi. Quindi non è una novità, come non è una novità neanche in ambito della fiction cinematografica, perché questa è un'altra immagine del stesso film War Games di cui parlavo prima, in cui i due sistemisti che lavorano al Pentagono si scambiano un paio di battute relativamente alle cosiddette backdoor. Cosa sono le backdoor? Le backdoor sono dei moduli software che contengono, che permettono l'accesso al programmatore al sistema che viene utilizzato dall'utente. Accesso però che è nascosto, che molto spesso programmatori realizzano per poter avere poi un controllo del software, magari per fare degli aggiornamenti, per fare delle correzioni al volo, o per semplicemente monitorarne il corretto funzionamento. E quello che si dicono è: vabbè, ma tu hai parlato delle nostre backdoor così liberamente davanti ai ragazzi, e l'altro dice: ma guarda che le backdoor non sono un segreto. Quindi già nel 1984 il discorso delle backdoor era assolutamente conosciuto, e le backdoor sono la base della fiducia, perché se io installo un software che permette all'hacker di usare una backdoor e entrare nel mio computer o nel mio telefono, è chiaro che il problema della fiducia emerge in tutta la sua drammaticità. E tanto per darvi un'idea di quello che ci aspetta, e che è collegato al discorso della fiducia anche nei progettisti hardware e negli strumenti che usano i progettisti hardware, la prossima frontiera per le backdoor è una frontiera di backdoor hardware. Cioè, adesso non entro nei dettagli tecnici, ma quello che succede è che dentro il processore, che è il cuore del nostro dispositivo, ci può essere una parte, quindi un insieme proprio di transistor collegati in modo tale che, grazie a determinate istruzioni, ma che sono assolutamente inidentificabili, perché si tratta semplicemente della frequenza statistica con cui si verifica una certa azione, possono concedere l'accesso
al dispositivo, il totale controllo del dispositivo all'attaccante. E questo chiaramente è un livello ancora più elevato di malware rispetto a quelli che conosciamo in questo momento, perché mentre il malware software in qualche modo lo possiamo identificare, ma soprattutto lo possiamo rimuovere, cancelliamo il programma o al limite ripartiamo da zero e reinstalliamo il sistema operativo. Se la backdoor è stata costruita dentro l'hardware, noi dobbiamo rimuovere il pezzo di hardware, che purtroppo non si può fare nei dispositivi moderni ormai, per cui buttiamo via proprio l'oggetto. Bene, a questo punto però abbiamo parlato soltanto di una parte del problema. Non si tratta solo di tecnologia. Io non penso che sia necessario fare una pausa, però mi rimetto alle vostre richieste. Mentre ci pensate un attimo, siccome mi sta suonando un allarme, credo che sia di una batteria nell'altra stanza, abbandono un attimo il seminario per andarlo a spegnere, perché probabilmente voi non lo sentite, ma è un po' fastidioso. Ecco, scusate, era effettivamente un piccolo allarme. Allora, non vedo nulla di scritto, possiamo andare avanti a oltranza? Io direi di andare avanti perché poi, come dire, questo è un orario in cui pause, casomai finiamo qualche minuto prima. Perfetto, va bene. Tra l'altro, se poi servono anche un po' di spazio per le domande. Sì, ecco, lascerei piacere. un po' di spazio, esatto. Perfetto. Ok. Allora, non solo tecnologia. Perché non solo tecnologia? Perché il grosso, ma veramente il grosso del problema della cyber security passa attraverso una cosa che si chiama social engineering. Social engineering è quello che, diciamo, è la versione digitale dell'arte della truffa, quello che esiste quasi da sempre, ma che ormai ha assunto dimensioni veramente impressionanti. Tant'è vero che uno studio abbastanza recente fatto nell'ambito di un progetto europeo ha dimostrato che soltanto il 3% degli attacchi informatici avviene puramente tramite problemi e vulnerabilità di tipo tecnico. Il restante 97% transita sempre attraverso un fattore umano, un qualche azione che viene indotta nelle persone. La social engineering nasce, almeno diciamo che si attribuisce a questo Rifkin il primo attacco, diciamo, di tipo cyber security, ma in realtà che non era neanche ancora un attacco informatico vero e proprio, nel senso che è riuscito a rubare 1,2 milioni di dollari nel 1978, quindi tanti soldi, in modo informatico, nel senso che il trasferimento è stato fatto per via telematica, ma in realtà quello che lui ha fatto è stato semplicemente imparare quali erano le procedure per ordinare un trasferimento di denaro, quali erano i codici necessari per autorizzare questo trasferimento e poi con un bel po' di faccia tosta ha fatto un po' di telefonate dicendo le cose giuste alle persone giuste. La cosa chiave è stata che questo personaggio, che poi è stato anche pizzicato e anche finito in galera, ha imparato tutto quello che gli serviva, facendo cosa? Facendo una cosa che molto spesso gli hacker fanno, e cioè si è intrufolato negli uffici dell'agenzia che
gestiva questi trasferimenti di denaro online, lavorando per un'azienda che era incaricata di gestire il loro sistema di condizionamento e raffrescamento. Quindi è andato a lavorare per questi, grazie a questo ha cominciato a frequentare questi uffici, ha visto come funzionavano le cose e, udite udite, ha scoperto che ogni giorno cambiava il codice di autorizzazione dei trasferimenti e il nuovo codice veniva appiccicato al muro, esattamente come le password del sistema dei vaccini. Quindi dal 1978 al 2021 non è cambiato assolutamente nulla. Un testo famoso che magari vi invito a leggere, che è di un altro hacker etico, cioè un hacker che è stato pizzicato e dopo aver scontato la sua pena è diventato un consulente per la sicurezza, e questo, L'arte dell'inganno, che parla di social engineering, un libro di cyber security che però di tecnico non ha quasi nulla, perché quello che vi racconta è proprio come i criminali informatici sfruttano la social engineering per attaccare le aziende e le persone e come ci si difende. Questa è la mail di phishing, quindi una mail che inganna chi la riceve, che è stata inviata a John Podesta, che era il responsabile della campagna per la campagna per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti di Hillary Clinton, e qui c'era un link che ha portato appunto questo chairman a andare su un sito che gli ha acquisito in modo fraudolento le credenziali, e da lì poi è stato violato il loro sistema di gestione della campagna, quindi con tutte le conseguenze di cui avete sentito parlare. Le mail di phishing spesso hanno effetti del tutto devastanti, anche in contesti molto più comuni rispetto alla campagna per le elezioni del Presidente degli Stati Uniti, e cioè i cosiddetti cryptolocker. Questa è una cosa che sta dilagando, per cui molte persone vengono colpite anche qui da noi, quindi nel nostro territorio, in tutta Italia, in tutta Europa, eccetera, ma probabilmente alcuni di voi magari sono stati colpiti o conoscono qualcuno che è stato colpito. Di cosa si tratta? Tramite una mail o accedete a un sito o scaricate un documento o un programma che contiene questo malware che ha questo scopo di crittografare i dati del vostro computer. Crittografare i dati del vostro computer e anche dei computer adesso collegati, cosa che è successa per esempio nel caso della Regione Lazio, e quindi impedirvene l'accesso. Dopodiché vi viene chiesto un riscatto. Se volete la chiave per decrittografare i dati, riottenerne, ritrovarne il possesso, dovete pagare. Ovviamente pagare come? Pagare in bitcoin. I bitcoin il bitcoin è una valuta digitale anonima, per cui il pagamento non è tracciabile, e questo sta portando proventi molto significativi ai criminali informatici. Ovviamente il problema è che quello che succede quando si accetta il pagamento, si accetta di pagare, e che può anche non arrivare poi nessuna password per decrittografare i propri dati, quindi soldi buttati e dati persi. La cosa interessante è che
la quantità di denaro chiesto molto spesso è paragonabile, è dimensionata ed è paragonabile, è dimensionata soggetto per soggetto ed è paragonabile a una piccola perdita, in modo tale da incentivare la vittima a pagare, perché un ufficio professionale che deve tirare fuori qualche centinaio di euro lo fa, purtroppo lo fa, e questo chiaramente incentiva molto i criminali a proseguire su questa strada. Quello che raccomando e tutti gli esperti raccomandano è invece di adottare tecniche di prevenzione in modo tale da non trovarsi mai in questa situazione e poter dire no, non pago, non alimento questo sistema, e comunque rivolgersi sempre, ne parleremo alla fine, alla polizia postale, alla polizia delle telecomunicazioni, che è molto attiva nel monitoraggio e nell'assistenza per questi problemi. Attenzione, perché a proposito della prevenzione, il rischio a cui ci si espone se non si è pronti a reagire e non si è in grado di recuperare i propri dati e le proprie attività persi a seguito di un attacco del genere, è molto molto grande, perché molte aziende, alcune statistiche negli Stati Uniti parlano del 60%, dopo che sono state colpite da un attacco del genere, falliscono. Perché anche soltanto il ritardo con cui riescono a riprendere le attività crea un danno economico significativo. Oltre al fatto che la perdita di fiducia di coloro che lavorano con e insieme a queste aziende allontana una buona fetta dei clienti. Tra l'altro c'è un effetto anche diciamo imprevisto, ma purtroppo negativo, nelle nuove normative. Come sapete, la normativa legata agli incidenti informatici in ambito europeo impone la pubblicità verso verso coloro di cui un soggetto tiene i dati, conserva i dati conformemente al GDPR, e quando avviene un incidente informatico. Quindi se un sistema viene attaccato, tutti coloro che hanno dei dati, propri dati personali, tutelati dal GDPR presso quel sistema e presso quell'azienda, vengono informati del fatto che c'è stato questo incidente e che sono stati presi determinati provvedimenti. Questa chiaramente è una pubblicità negativa, quindi quello che succede è che molti incidenti vengono tenuti nascosti, proprio per evitare questa pubblicità negativa, ma il fatto che vengano tenuti nascosti significa anche che vengono gestiti in modo magari meno sicuro e meno trasparente di quello che sarebbe dovuto, quindi le aziende si indeboliscono ulteriormente, per cui purtroppo la situazione è veramente drammatica. È necessario essere pronti e prevenire questi incidenti. Tanto per darvi un'idea, qualche anno fa, non ho più i dati aggiornatissimi, ma l'ordine di grandezza è significativo, si parla di miliardi di dollari di profitto per i criminali informatici solo nell'ambito del cosiddetto ransomware, con crescite sia in termini di numero di strumenti di attacco, sia in termini di profitti estremamente rapide. E il ransomware attacca anche altri sistemi, non soltanto sistemi molto diciamo
vulnerabili come possono essere quelli di piccole aziende. Per esempio, nel 2016 è stato attaccato il sistema di trasporti di San Francisco. Per fortuna il sistema delle biglietterie, quindi poi la gente ha viaggiato gratis, era pure contenta, ma in realtà quello che è successo è che un ransomware ha crittografato i dati di tutti i sistemi delle biglietterie. Questo è successo perché c'è stata una evoluzione di questi sistemi che partivano con dei computer relativamente vecchi ormai, però che non dovevano fare nient'altro che prendere i soldi, contare i soldi e stampare un biglietto. Questi computer nell'evoluzione del sistema sono stati messi in rete, quindi da macchine che erano isolate e quindi tutto sommato sicure, sono diventate delle macchine esposte ad attacchi. E chiaramente modificare il sistema significava buttare via, perché molto spesso i computer troppo vecchi non possono essere aggiornati, non si può aggiornare il sistema operativo, quindi significava buttare via migliaia e migliaia di macchinette per la biglietteria, e questo non era stato fatto. Il sistema quindi è rimasto esposto a possibili attacchi, questo è avvenuto e il sistema è rimasto bloccato per 2 giorni. Capite però che lo stesso problema che può aver attaccato, cioè che può aver colpito il sistema della biglietteria, poteva anche colpire il sistema di gestione degli scambi, per esempio, con effetti decisamente peggiori. Un ulteriore esempio di attacco relativo ai temi di cui abbiamo parlato è stato questo. Un'azienda aveva a disposizione un compilatore per generare il codice per delle app per macOS, che però doveva essere aggiornato. Per fare l'aggiornamento, siccome c'erano problemi di lentezza del server ufficiale, ha utilizzato un server secondario probabilmente non ufficiale, che era stato violato, e qualcuno aveva messo dentro il compilatore un modulo appunto per generare programmi con del malware. Quindi l'azienda che ufficialmente produceva e produce questi programmi per la Apple ha scritto il suo programma, un programma assolutamente lecito, l'ha compilato, quindi ha generato la versione eseguibile con questo compilatore, il quale ha aggiunto un modulo che era un CryptoLocker, guarda caso. Questo programma, siccome era stato prodotto da un'azienda ufficiale, partner ufficiale di Apple, è stato messo sulla piattaforma di Apple, firmato digitalmente da Apple e reso ufficiale. E quindi per un paio di giorni gli utenti hanno scaricato un programma firmato da Apple che però conteneva un malware, un CryptoLocker, proprio perché hanno giustamente, inevitabilmente dato fiducia a Apple, la quale ha dato fiducia al produttore di software, il quale produttore del software ha dato fiducia allo strumento che stava utilizzando per generare il file eseguibile, la catena della fiducia di cui vi parlavo prima. Un ulteriore tema legato alla mail oggi si chiama BEC, Business Email Compromise. Questo è un nuovo modo per effettuare attacchi di tipo social engineer tramite la mail, di cui bisogna essere molto consapevoli. Di questo si parla molto poco, purtroppo, ma anche questo è dilagante. Io ho conosciuto personalmente aziende in cui questi problemi si sono verificati. Vi spiego in cosa consiste. Allora, come vi dicevo, molti telefoni, soprattutto, anche computer, ma soprattutto telefoni, contengono delle app che sostanzialmente spiano quello che voi fate. Questo significa che
molti hacker hanno accesso alla corrispondenza, perché nell'utilizzo promiscuo di dispositivi personali e attività aziendali, per esempio, magari capita anche a voi avere sul telefonino anche la mail aziendale. In questo uso promiscuo cosa succede? Che un'app scaricata per qualsiasi ragione, magari proprio per il figlio o per la figlia, che contiene del malware che permette all'hacker di leggere le nostre mail, permette appunto all'hacker di leggere non solo le nostre mail personali, ma anche quelle aziendali. E quindi che cosa fanno questi hacker? Riescono a leggere la conseguenza, la successione di corrispondenza relativa a procedure che magari sono ormai consolidate, e quando si trova la procedura, si identifica la procedura relativa per esempio a ordini di acquisto e pagamenti, ecco che l'hacker drizza le orecchie e comincia a imparare come funziona. Tipicamente molte aziende, soprattutto quelle che lavorano con l'estero, hanno uno scambio di corrispondenza che è legata alla definizione e conferma dell'ordine e poi a uno scambio di informazioni relative al pagamento. Ecco che nel momento in cui chi deve pagare si aspetta una mail con per esempio l'IBAN e i codici di trasferimento internazionali, l'hacker sa esattamente che cosa quell'utente si sta aspettando e forgia una mail in tutto e per tutto corretta dal punto di vista dell'intestazione, di qual è il riferimento, di qual è il corrispondente dall'altra parte, perché sa esattamente qual è la procedura e ha seguito lo scambio di mail che è in corso, e quindi forgia questa mail che è esattamente la risposta che quell'utente si aspetta, ma ovviamente con un dettaglio diverso, e cioè il codice di accredito, l'IBAN, e i soldi vanno a finire non sul conto corrente di chi se li aspetta, ma su quelli dell'hacker, che tipicamente poi è un conto corrente che sparisce. In ambito internazionale purtroppo è molto facile e rapido far scomparire questi soldi e anche tutti i dati relativi agli account. Ecco, questo succede, e purtroppo succede anche con importi molto grandi, molto elevati. Si parla di attacchi che hanno fatto perdere alle aziende anche decine o centinaia di migliaia di euro. Si chiama Business Email Compromise e, come vedete, l'FBI ha rilevato qualche anno fa delle perdite a causa di questo dell'ordine della decina di miliardi di dollari. Quindi stiamo parlando di qualcosa di estremamente serio. A proposito della fiducia, vi faccio riflettere su cosa significa avere o dare fiducia. Quando noi installiamo una cosa tipo Facebook, ed è chiaro che a Facebook quasi tutti penso abbiamo dato fiducia, in realtà che cosa facciamo? Ci vengono chieste una serie di autorizzazioni, questo succede con tutte le app, che una volta dovevano essere accettate una per una andandosi a leggere che cosa stavamo accettando, anche se poi magari uno non lo leggeva ma scorreva velocemente le scritte. Oggi è talmente nascosto il fatto che, e soprattutto diciamo non considerato il fatto che stiamo dando delle autorizzazioni, che Facebook stessa le nasconde, non ci fa neanche vedere che cosa sta chiedendoci. Se proprio vogliamo andare a vedere, vabbè, possiamo espanderle una per una e scoprire che cosa ci viene richiesto, ma in generale non lo facciamo. Se però andiamo a vedere che cosa stiamo autorizzando, l'elenco è impressionante, perché per esempio consentiamo, lo sapevate, consentiamo a Facebook di utilizzare i nostri SMS e i nostri MMS anche a pagamento. Consentiamo di utilizzare qualsiasi cosa che ci sia nel telefono, foto, immagini, video, eccetera, eccetera, o usare la telecamera o il microfono. È chiaro che per certe attività serve, però messa così significa che se Facebook decide di accendere il microfono e ascoltare cosa state dicendo mentre siete a casa vostra,
voi l'avete autorizzato a farlo. Ora, è chiaro, ripeto, abbiamo deciso di dare fiducia a Facebook, ma dobbiamo essere consapevoli che lo stiamo facendo. Il primo passo è quello della consapevolezza, no? Quindi, se decidiamo di dare fiducia a Facebook, va benissimo, io ho dato fiducia a Facebook, quindi non vi sto dicendo uscite da Facebook, però bisogna farlo in modo consapevole. E se andiamo a vedere i dettagli, quindi capite che ci sono delle cose che sono effettivamente notevoli, come anche informazioni che non sono strettamente legate all'attività di un social network. Per esempio, Facebook può andare a vedere qual è il numero di telefono con cui stiamo parlando. Ecco, questa magari è un'informazione un po' al di là di quello che dovrebbe essere il profilo di Facebook. E se poi andiamo a vedere delle app su cui non abbiamo o non vorremmo probabilmente dover dare così tanta fiducia, scopriamo delle cose inquietanti. Per esempio, un po' di tempo fa, cercando una torcia, banalmente quella che mi permette di usare il flash della telecamera come lampadina, come appunto torcia, la prima che veniva fuori nel Play Store di Google era questa. Nulla contro questa applicazione, però io sono andato a guardare di cosa si trattava. Era stata scaricata a suo tempo da oltre 9 milioni di utenti e sono andato a vedere i dettagli, perché anche qui bisognava andare proprio a chiedere la visualizzazione dei dettagli dei permessi. Sono andato a chiedere che cosa stavamo permettendo. In realtà stavamo permettendo un certo numero di cose, fra cui fare le foto e video, leggere lo stato e l'identità del telefono, informazioni sulle chiamate, scambiare dati da internet. Cosa se ne fa una torcia dell'accesso a internet? Chiaramente qui c'è il sospetto che serva per spedire a chi ha sviluppato il software i nostri dati, perché una torcia, accendere la lampadina, non richiede l'accesso a internet. Vedere lo stato delle connessioni, cambiare avere il completo accesso alla rete. Poi chiaramente c'è anche il controllo della luce. Ecco, si sono ricordati che effettivamente l'obiettivo era quello di accendere la luce, ma questo sembra quasi secondario in tutto quello che troviamo, e questo deve farci riflettere. Allora, tutto questo è legato a attività. Dunque, c'è una domanda. Mi ascolta anche se non sono su Facebook? Mi ascolta a prescindere solo perché ho il telefono acceso? Allora, chiaramente la domanda ha una risposta molto articolata, perché dipende da quali applicazioni abbiamo sul telefono. Ovviamente se uno non ha installato Facebook, il problema non si pone. Se uno ha installato Facebook, l'autorizzazione è data all'applicazione, che ormai è sul nostro computer, quindi prescinde da che cosa stiamo facendo in un certo momento. Non è detto che Facebook ci ascolti, anzi io non credo che effettivamente Facebook usi l'autorizzazione che abbiamo dato per ascoltare. Probabilmente serve per poter dare dei servizi tipo voice message, quindi utilizzare Messenger di Facebook per mettere dei messaggi vocali, o per fare le dirette streaming audio e video. Serve a Facebook poter accedere al microfono della telecamera, quindi non è detto, anzi ripeto, sono abbastanza convinto che Facebook non ci ascolti, però volendo potrebbe farlo. Quando può farlo? In realtà, essendo una app che è presente sul computer, può farlo quando vuole, anzi molto spesso queste app girano anche se noi non le abbiamo attivate, fanno parte di tutta quella marea di programmi che sono attivi sul nostro sistema anche se noi non lo sappiamo e non gli abbiamo detto di attivarsi. Perché? Perché per esempio servono per poterci fornire le notifiche quando c'è qualche novità che secondo loro potrebbe interessarci. Quando WhatsApp
vi segnala che c'è un nuovo messaggio, voi magari non avete acceso il computer ma non avete aperto WhatsApp fino a quel momento, però WhatsApp è attivo lo stesso. Ecco, la filosofia è un po' quella. Quindi nel momento in cui voi installate un'app dando dei permessi, a quel punto i permessi se li è presi e il loro utilizzo dipende da come è scritta l'app, non dalle azioni che svolgete voi. Ecco, spero quindi che questo spieghi, anche se so che è una risposta un po' vaga ma anche un po' inquietante, però appunto risponda alla domanda. Per cui noi quando diamo fiducia a un'app diamo fiducia in modo abbastanza esteso, perché una volta che il programma è sul dispositivo questo lì ci resta, ecco. Bene, cosa facciamo in questo futuro di cui vi parlo? Usiamo la cosiddetta Internet of Things, la Internet delle cose. Ne avrete sicuramente sentito parlare, ma soprattutto molto probabilmente avete già cominciato a usarla, magari senza neanche saperlo. Che cos'è la Internet delle cose? In origine Internet permetteva alle persone di comunicare fra di loro. La Internet delle cose fa utilizzo della stessa infrastruttura per far comunicare in modo autonomo le cose. Perché le cose dovrebbero parlarsi? Perché le cose possono contenere dei programmi che, scambiandosi in modo totalmente autonomo delle informazioni, possono erogarci dei servizi. E quindi è un qualcosa che in prospettiva è molto utile, molto interessante. C'è stata una sorta di evoluzione dell'utilizzo della rete internet, perché il primo passo appunto è stato quello di avere persone che comunicano con persone. All'inizio della rete internet essere collegati a internet interessava pochissimi, soltanto a quelli che avevano dei corrispondenti che erano già collegati a internet e quindi con i quali si scambiavano, questo succedeva soprattutto in ambito enti di ricerca o in ambito militare, che peraltro è il contesto in cui nasce la rete internet, ma essenzialmente comunità di ricercatori si scambiavano via posta elettronica informazioni, si scambiavano file, condividevano informazioni di tipo scientifico e era un mondo abbastanza chiuso, nel senso che il comune cittadino non aveva nessun interesse a collegarsi a internet, perché poteva comunicare con altri ma non sapeva in realtà con chi parlare. Dopodiché c'è stato un passaggio fondamentale, che è stato quello del World Wide Web. Prima del World Wide Web ci sono stati alcuni esperimenti con dei sistemi che più o meno cercavano di fare le stesse cose. Il World Wide Web poi ha semplificato ulteriormente l'utilizzo e diciamo si è imposto come servizio per permettere all'utente di ottenere dei servizi, delle informazioni, anche senza avere un corrispondente umano con cui parlare. Quindi si è passati dalle persone che parlano con persone a persone che parlano con delle cose, quindi con i server che erogano dei servizi. Il passo successivo qual è? È quello di avere delle cose che comunicano con altre cose. Un esempio un po' futuribile, però che spiega bene che cosa significa, è quello che viene dai progetti di auto a guida autonoma, auto che guidano da sole, ma soprattutto come fanno a guidare da sole, a muoversi in modo autonomo, senza bisogno che ci sia un pilota. Semplicemente no, però diciamo dal punto di vista concettuale, semplicemente scambiano informazioni con ciò che li circonda, con gli oggetti che la circondano. E quindi un'auto a guida autonoma cosa fa? Acquisisce informazioni relative all'infrastruttura, al mondo che la circonda, per esempio tramite dei sensori, ma soprattutto acquisisce informazioni dagli altri veicoli, quindi
auto che parlano con altre auto in modo digitale, che si scambiano informazioni, infrastruttura stradale, quindi reti di sensori e segnalatori che permettono all'auto di sapere come è fatta la strada, dov'è, come è disposta, se ci sono problemi, ostacoli, informazioni su limiti di velocità, per esempio, e cose del genere, e integrando, mettendo insieme tutte queste informazioni, si elabora il comando per muovere questo veicolo. Altri esempi di cui sicuramente avete sentito parlare sono per esempio legati a mobilità ancora, però in modo anche, se volete, meno futuribili, quindi sistemi che in modo autonomo ci dicono quando è disponibile un veicolo gestito per esempio con i meccanismi di car sharing o bici, quindi bike sharing, o adesso monopattini elettrici. Ci sono sistemi che già ora notificano in modo autonomo ai sistemi di gestione centrale della raccolta rifiuti quando i cassonetti sono pieni. Verrebbe da fare una battuta: a Roma non funzionano, ma ce la risparmiamo. Però ecco, si tratta di sistemi in cui i dispositivi comunicano informazioni direttamente ad altri dispositivi, non a persone. Le persone fruiscono poi del servizio che viene dall'elaborazione già di questi dati acquisiti in modo totalmente autonomo. Ecco, dal punto di vista della sicurezza però cosa succede? Da sempre ci sono state le persone che ingannavano le persone, di questo abbiamo anche già parlato proprio a proposito del primo attacco di tipo cyber security ad opera di RIFT. E quindi abbiamo l'inganno alla base dell'attacco da persona a persona. Poi abbiamo le cose che ingannano persone, e questo per esempio capita quando finiamo su, magari a causa di mail di phishing, su un sito che falsifica l'apparenza del sito originale. Per esempio inducendoci a cliccare, se si tratta di una mail, su un link che non è quello giusto, quello originale, finendo quindi nelle fauci dell'hacker su un sito che assomiglia a quello originale ma non lo è, oppure andando a visitare una pagina in cui dobbiamo mettere delle credenziali, la pagina ci sembra quella ufficiale ma in realtà non lo è, però noi mettiamo le credenziali e l'hacker le legge, quindi legge il nostro username e la nostra password. Questa è la ragione per cui sono stati sviluppati sistemi di protocolli web crittografati e i cosiddetti certificati digitali, cioè quelle chiavi numeriche che permettono di accertare l'identità di un sito, cioè essere sicuri che se andiamo sul sito di Amazon stiamo veramente andando sul sito di Amazon e non su quello di un hacker che, acquisendo i nostri dati, poi fa gli acquisti al posto nostro. E questi certificati vengono gestiti da delle cosiddette certification authorities, quindi delle entità anche qui fidate, nel senso che noi diamo fiducia inconsciamente in questo caso a questi soggetti che ci garantiscono che se utilizziamo questi protocolli sicuri, il server, il sito su cui stiamo andando è veramente quello giusto. E questo oggi lo si verifica andando a verificare per esempio il lucchetto nella barra degli indirizzi dei browser, ma poi di queste cose parleremo più in dettaglio nella parte più operativa. Chiaramente nell'evoluzione abbiamo visto persone che parlano con persone che ingannano persone, cose che ingannano le persone. Se le cose parlano con le cose, ci saranno anche cose che ingannano le cose. Il primo esempio
è un esempio molto informatico, se volete, anche se si è basato sul software, però ha avuto molta risonanza e vi invito a riflettere sul fatto che è esattamente un esempio di cose che ingannano cose. Che cosa vi ricorda questo simbolo? Ovviamente vi ricorda il Dieselgate, il sistema che la Volkswagen ha installato sulle sue vetture, su alcune delle sue vetture, per ingannare i sistemi di controllo delle emissioni inquinanti. Cosa faceva questo sistema? Rilevava la configurazione dei comandi, quindi la situazione in cui si trova un'auto quando è sottoposta a revisione e alla misura dell'inquinamento prodotto, e in questi casi, quando rilevava questa situazione, riduceva la potenza del motore in modo tale da rientrare nei limiti. Poi, una volta finito il test, di nuovo piena potenza con aumento dell'inquinamento prodotto. Ecco, qui abbiamo un primo esempio di cose che ingannano cose, perché la cosa che inganna è la macchina, anzi il software che sta a bordo della macchina che rileva le condizioni e controlla la potenza del motore, e la cosa ingannata che è lo strumento di misura delle emissioni, che attiva la configurazione della macchina per fare la prova e misura che cosa viene fuori. Anche questi sono sistemi semiautomatici, si tratta di attrezzature controllate da programmi che fanno le misurazioni e le elaborano in modo digitale. Nell'ambito della Internet of Things, in cui abbiamo milioni di questi dispositivi che parlano fra di loro, il problema della sicurezza e del fatto che questi sistemi possono nascondere del malware purtroppo è ancora più esteso rispetto ai sistemi, diciamo, tradizionali. Perché? Beh, innanzitutto perché in questi sistemi, se già nel software, nei sistemi tradizionali noi non abbiamo controllo, perché dicevamo sono troppo complessi, qui non abbiamo neanche la percezione che sta succedendo qualcosa, ma non abbiamo neanche la percezione che il sistema esista, che ci sia. Quando saliamo su un'auto non ci sembra di sederci alla tastiera di un davanti alla tastiera di un computer, saliamo su un'automobile, anche se dentro è piena di computer. Questi computer, se sappiamo che esistono, non sono accessibili. Se anche avessimo noi come utente finale scoperto che la Volkswagen aveva questo software, che cosa avremmo potuto fare? Cioè, tanto quanto una macchina con un sistema operativo, la spengo, reinstallo il sistema operativo da zero e ricomincio. Ma in una macchina io non posso reinstallare il sistema operativo. Il software è lì dentro, è chiuso, non è accessibile, non posso fare CTRL-Del e ricominciare. E poi c'è un altro problema. L'altro problema è che quando questo sistema continua a evolversi, perché i sistemi poi vengono continuamente aggiornati, nel momento in cui vengono fatti gli aggiornamenti, in un'automobile è una cosa molto più sporadica, anzi tipicamente non avviene, o se avviene nelle officine specializzate, ma per molti altri dispositivi IoT invece questo avviene. L'aggiornamento che il dispositivo fa, perché è già collegato in rete, avviene in modo totalmente automatico. E se durante questo aggiornamento qualcuno riesce a intromettersi nella catena di elementi che portano all'aggiornamento, riesce a mettere un malware sul nostro sistema, da quel sistema non lo togliamo più perché non abbiamo gli strumenti tecnici per farlo. E diciamo la radice di tutta questa vulnerabilità viene dal fatto che per difendersi il progettista, per essere sicuro che il proprio sistema non abbia vulnerabilità, il progettista dovrebbe riuscire a trovarle tutte e correggerle, metterle in sicurezza.
tutte, e sono su un sistema molto complesso, sono chiaramente tantissime. L'attaccante, l'hacker, ha bisogno di beccarne solo una. E quindi è una lotta impari. L'attaccante vincerà sempre. E questo purtroppo è quanto è stato raccontato con molta competenza da Mike Muller, il CTO dell'ARM, una delle più grandi aziende che producono microprocessori, e il titolo del suo seminario era The Ugly Truth, cioè l'orrenda verità. A questo punto ci viene da chiederci, ma siamo pronti per la Internet of Things, per questo passaggio a questo nuovo contesto? E beh, ovviamente la risposta è sì, ci mancherebbe. Perché siamo pronti? Beh, per esempio perché senza andare nel dark web, ma semplicemente sul normale web che tutti conosciamo, troviamo una cosa che si chiama Shodan. Potete andarci, shodan.io, che è un motore di ricerca per la Internet of Things. In realtà, per una cosa non particolarmente bella della Internet of Things, ovvero per accedere ai dispositivi Internet of Things che sono sprotetti o facilmente attaccabili. E quindi qui trovate migliaia di dispositivi a cui potete collegarvi, comprese delle telecamere di sorveglianza di persone che se lo sono messa magari in giardino e non l'hanno configurata opportunamente e quindi non l'hanno protetta, e voi potete andare a guardare cosa succede nel giardino di questa persona che magari sta in Australia. Ecco, questo vi dà un'idea di qual è lo stato dell'arte della Internet of Things dal punto di vista della insicurezza. D'altra parte, esiste già un servizio che potete acquistare sul dark web. Potete acquistare, chiaramente una metafora, nel senso che non sto dicendovi andate e comprate, che si chiama Mirai. Mirai è una rete di una cosiddetta botnet, cioè rete di dispositivi che sono stati attaccati, in cui è stato immesso del malware, del software particolare che serve per sferrare poi degli attacchi a altri dispositivi o altri sistemi a seguito di un controllo, di un comando che arriva da un sistema centrale di controllo. Quindi sostanzialmente sono dei dispositivi che stanno lì dormienti, che continuano a fare le loro cose e in più hanno questo modulino che quando viene attivato viene utilizzato per sferrare l'attacco. Allora, questi dispositivi sono dispositivi IoT, quindi dispositivi semplici, poco costosi e spesso anche fisicamente piccoli, che sono stati attaccati in modo anche banale, se volete, cioè sono state utilizzate username e password o standard, default, quelle con cui vengono venduti, oppure password banali. Questo è un elenco di alcune delle password che sono state, che vengono utilizzate. Vedete per esempio, non so, administrator 1234, root 0000, cioè password semplici. E queste purtroppo su miliardi di dispositivi installati sono presenti su milioni di dispositivi. Tant'è vero che già nel 2017 si stimava da 1 a 2 e oltre milioni di dispositivi
già attaccati con la rete Mirai. Allora, che cosa si può fare con una rete, una botnet di questo tipo? Si può sferrare un attacco, vi ricordate che vi ho detto all'inizio, ricordatevi questa sigla, DDoS, Distributed Denial of Service. Significa prendere tanti dispositivi e usarli per attaccare un unico soggetto vittima. Il fatto di attaccare un unico soggetto vittima è un elemento strategico, perché io posso avere una potenza di fuoco grazie al fatto che io contemporaneamente utilizzo milioni di dispositivi per colpire un'unica vittima, e questo mi permette, per esempio, di bloccare l'attività di un server, di un'azienda, di una rete, con una serie di conseguenze che possono essere anche molto molto gravi. Tenete presente che proprio per l'interesse che hanno gli attaccanti a utilizzare attacchi di tipo DDoS, questi attacchi di DDoS fanno parte di quel tariffario del dark web in cui li si pagano a ore. Nel senso che voi avete bisogno di attaccare un'azienda, utilizzate pagate per un po' di ore di DDoS e effettuate l'attacco. Vi faccio un esempio di che cosa può succedere nel momento in cui viene sferrato un attacco di DDoS, la combinazione fra la tecnologia e la social engineering. Siete un'azienda, ad un certo punto la vostra rete funziona male, funziona molto male. Perché? Perché siete soggetti a un attacco del genere. Avete milioni di dispositivi che stanno generando traffico verso i vostri sistemi e la vostra rete non lo regge. Ok, siete intasati. Ma voi non lo sapete. Semplicemente riscontrate che avete dei problemi a far funzionare la vostra rete. Ricevete una telefonata e al telefono vi viene detto: siamo l'azienda, il vostro fornitore di servizi di rete, stiamo riscontrando dei problemi nella vostra zona. Funziona la vostra rete? E voi dite: no, anzi, grazie che mi avete chiamato, perché stavamo per chiamare noi perché abbiamo dei problemi. Lo so, ci spiace, però se voi andate su questo sito e vi scaricate questo programma, dovrebbe riuscire a sistemare il problema di accesso, perché abbiamo avuto un'emergenza su un router. Allora voi andate sul sito, scaricate il programma, lo eseguite. E che cosa avete fatto? Avete scaricato un malware, ma non lo sapete. Guarda caso, l'attacco di DDoS termina e la rete ricomincia a funzionare. E quindi lo ringraziate pure. Grazie, effettivamente ha funzionato. Ma quello che avete fatto in realtà è stato semplicemente installare un programma che magari dà completo accesso a tutta la vostra rete, a tutti i vostri server, a tutti i vostri sistemi, a un hacker che nel tempo poi comincerà a utilizzare questo per ulteriori azioni che possono andare dalla crittografia dei dati e quindi chiedervi riscatto, all'acquisire i vostri dati contabili, a leggere le vostre mail per effettuare una business email compromise, eccetera, eccetera. Capite perché c'è interesse nel poter sferrare attacchi di questo genere. Questo è uno dei maggiori esperti in ambito IoT che lavora alla Oracle Labs, una grande azienda nell'ambito dell'informatica, che ha detto una cosa molto significativa. Dice che la S nella sigla IoT, Internet of Things, vuol dire sta per sicurezza, e poi dice sì, so anche che non c'è una S nella Internet of Things. Quindi il pensiero degli esperti è che i dispositivi IoT sono insicuri.
anche perché purtroppo sono anche economici e come tali hanno poca potenza di calcolo, poca capacità di elaborazione, software economico, vengono dalla Cina molto spesso e quindi è molto probabile che siano estremamente poco sicuri. D'altra parte abbiamo già eventi, documentazione di vulnerabilità, di attacchi e quindi di vulnerabilità effettivamente sfruttate nell'ambito IoT. Per esempio gli smartwatch che possono anche dare grandi servizi, utili o importanti servizi se sono collegati a, per esempio, sistemi sanitari, sono risultati vulnerabili. Altri casi riguardano le auto. Questo è un qualcosa che vi invito ad andare a vedere, un video di un esperimento che è stato fatto e documentato da questo giornalista relativo a un'auto, una Jeep di fascia alta che è stata attaccata da questi due esperti di sicurezza. Come è stata attaccata? Il sistema informatico a bordo della Jeep contiene una parte che è legata al cosiddetto entertainment, infotainment, quindi il collegamento della macchina alla rete internet ovviamente per informazioni per esempio sul traffico, navigatore eccetera eccetera, ma anche per andare sui social e così via. E poi una parte informatica invece legata al controllo della vettura stessa. Ormai le automobili hanno un cuore digitale che controlla il funzionamento dell'auto. Quindi il fatto che noi premiamo sull'acceleratore o premiamo sul freno non è un'azione meccanica immediata come succedeva nelle vetture una volta. È un comando che viene dato a una centralina elettronica che elabora quello che noi vogliamo fare e attiva i diversi sistemi meccanici che azionano poi o i freni o gestiscono il regime del motore eccetera eccetera. Questo è il modo con cui poi questi sistemi possono anche intervenire in autonomia, quindi la frenata automatica di emergenza, la regolazione automatica della potenza del motore in caso di anomalie per impedire che la macchina si blocchi per esempio mentre sta avanzando eccetera eccetera. Quindi tutta una serie di benefici che hanno tutti alla base il fatto che le attività che vengono svolte dai sistemi meccanici dell'auto vengono controllate da un sistema, da un computer sostanzialmente, un sistema digitale. Allora, cosa hanno fatto questi due brillanti esperti? Sono riusciti a violare, grazie al fatto che è collegato in rete, il sistema di gestione della parte di entertainment della vettura. Quindi sono riusciti a entrare nel computer che gestisce il navigatore, la radio, l'accesso ai social, eccetera, eccetera. Una volta che si è dentro un computer su una rete, diventa molto più facile accedere agli altri sistemi collegati alla stessa rete. E il problema che vi dicevo prima, per esempio, legato anzi già all'inizio del seminario, vi ricordate, porto il malware dentro la rete della gestione della vaccinazione per la regione Lazio e da lì vengono attaccati tutti gli altri sistemi. Ecco, che cosa ha fatto il malware che hanno sviluppato questi due? Semplicemente ha attaccato l'altro computer, quello che gestisce il controllo, il funzionamento dell'auto. E il risultato lo potete andare a vedere in questo video
di cui vi lascio il link che trovate su YouTube, vi lascerò poi chiaramente anche copia delle slide, quindi potete leggerlo, ma se fate una ricerca hacking Jeep YouTube, su YouTube eccetera, la trovate immediatamente. Sono riusciti da casa a prendere completamente il controllo della guida dell'automobile. E quindi questo rappresenta chiaramente un aspetto legato alla Internet of Things estremamente inquietante. Altri esempi di ciò che può succedere, ma in realtà che è già successo. Abbiamo avuto negli Stati Uniti una università che è stata attaccata dalle macchinette, quelle che distribuiscono le bevande e i panini. Allora, queste macchinette, i distributori, no? Oggi dispongono di dei sistemi di monitoraggio della quantità di prodotti che sono presenti e comunicano ciò che manca via rete al server centrale che gestisce l'organizzazione dei rifornimenti, in modo tale che la persona che poi carica sul furgoncino tutti i vari prodotti e fa il giro delle macchinette per rifornirle sa esattamente quanti prodotti servono per ciascuna macchinetta in ciascun punto. Soltanto che questi di fatto che cosa sono? Sono dei dispositivi IoT, dei piccoli sistemi di elaborazione collegati in rete con tutti i loro limiti dal punto di vista della sicurezza, che possono e sono stati effettivamente essere attaccati. Sono stati attaccati, hanno ricevuto quindi del malware che è stato utilizzato per effettuare un attacco di tipo DDoS. Non soltanto le macchinette, ma anche le lampadine smart, cioè tutti i dispositivi smart che vengono controllati centralmente da dei sistemi anche di domotica, possono essere soggetti a questo tipo di problema. E in questa università la rete è stata attaccata da qualcosa tipo 5.000 di questi dispositivi che sono stati in grado appunto di bloccare la rete. Su scala molto maggiore, la Liberia, un piccolo stato dell'Africa, è stata attaccata da un attacco di tipo appunto DDoS, Distributed Denial of Service, che ha bloccato l'intera internet dell'intero stato, dell'intera nazione. E capite che le conseguenze di attacchi del genere possono essere devastanti. Infatti qui non siamo più nell'ambito della cyber security quotidiana. La dimensione di questi attacchi ci porta in due mondi, in due contesti che usano gli stessi strumenti ma con finalità ovviamente differenti, che sono da un lato il cyberterrorismo, e quindi nel momento in cui io posso bloccare un'intera nazione, posso avere o dei servizi critici di un'intera nazione, posso avere degli effetti che sono paragonabili a quelli del terrorismo, o a volte anche più gravi. Immaginate cosa succede se viene bloccata, che so, la rete idrica o la fornitura elettrica in una città. E dall'altra parte la cyber war, la guerra digitale, la guerra cibernetica, in cui questi stessi strumenti sono utilizzati per colpire un'altra nazione con cui si è in guerra. Un altro esempio legato alla insicurezza dei sistemi IoT è quello che avete sentito in tempi abbastanza recenti, relativo all'utilizzo da parte di CIA ed FBI di dispositivi smart domestici, in particolare le smart TV,
per spiare, acquisire informazioni, se volete, da alcuni cittadini. Cosa che serviva per prevenzione del terrorismo, eccetera, eccetera, però chiaramente si tratta di un qualcosa legato sempre alla insicurezza di questi sistemi smart. La cosa è così ormai nota, diffusa e anche quasi ormai vissuta con una sorta di rassegnazione, per cui trovate anche in giro già le battute, le barzellette su questo. Questa vignetta rappresenta una casa domotica piena di dispositivi domotici che è stata attaccata da alcuni ransomware e qualsiasi dispositivo chiede un riscatto, chiede un pagamento per fare qualsiasi cosa. Il frigo non si apre se non lo si paga, la lavatrice, la lavastoviglie non lava i piatti perché il suo sistema software è stato attaccato da un software che fa il cosiddetto mining dei bitcoin, che è un altro attacco che adesso è molto diffuso, e cioè siccome per acquisire bitcoin si possono guadagnare bitcoin diciamo convalidando una catena di transazioni, perché così funziona il meccanismo dei bitcoin, e sostanzialmente questo viene fatto facendo un sacco di conti, ma in realtà più che conti sono tentativi, calcoli a caso, finché non si azzecca una determinata combinazione, diciamo quasi vincente. Quando lo si fa, si contribuisce a procedere nella convalida delle transazioni nell'ambito dei bitcoin e si viene remunerati con dei bitcoin che vengono creati in quel momento. Ci sarebbe, magari se abbiamo tempo la prossima volta possiamo parlarne, perché c'è tutta una storia, una considerazione da fare dietro quello che io ritengo un po' assurdo, anzi che ritengo pesantemente assurdo, questo mondo legato alle queste criptovalute e al modo con cui sono gestite. Però a parte questo, nella pratica che cosa succede? Succede che se si ha a disposizione della potenza di calcolo, quindi sostanzialmente hardware e software che è in grado di fare dei conti e energia elettrica per alimentarli, si può utilizzare questo per fare soldi, fare denaro, appunto grazie ai bitcoin. E uno dei sistemi che gli hacker utilizzano è quello di iniettare del malware che fa proprio queste operazioni all'insaputa di chi chi è il proprietario, il legittimo proprietario del dispositivo, per sfruttare il suo hardware, il suo software, soprattutto la sua energia elettrica. E questo avviene, si chiama cryptojacking, questo tipo di attacco, e questa lavastoviglie per esempio è stata attaccata da questo. Ecco, vi lascio questa vignetta poi per riflettere su quelli che sono le possibili eventualità del nostro futuro con case domotiche e IoT diffuso in tutto il nostro contesto di vita quotidiana. E con questo io concluderei questa prima parte, perché poi quello che ci aspetta la prossima volta, che è un pochettino più leggero e soprattutto apre un po' più di spiragli e di cielo azzurro dopo queste nuvole temporalesche che vi ho portato oggi, vedremo come prevenire e difenderci da tutto questo. Vi chiedo, come dicevo, se ci sono domande, se è tutto chiaro, se avete qualche curiosità.
Tutto bene? Anche dal punto di vista meramente tecnico si è visto e sentito bene, anche perché se necessario per la prossima volta correggiamo qualcosa. Visto e sentito bene, sicuramente. Perfetto. Poi non so se ci sono domande, teniamo per domani. Abbiamo una partecipante che sta scrivendo. Abbiamo un tutto chiaro, grazie, grazie a voi. Grazie ancora. Invece c'è una domanda, credo che sia più elaborata perché sta tuttora scrivendo. Può anche intervenire via audio, se preferisce. È un po' preoccupante, ecco, sì, ha ragione, lo so, ma io ve l'ho detto all'inizio, sarei stato politicamente scorretto e avevo come obiettivo quello di far leva sulla paura. È necessario che ci rendiamo conto che questo non è ipotetico. Queste sono cose che avvengono. Non sappiamo che avvengono purtroppo oggi perché c'è ancora poca conoscenza di quanto la cyber security sia effettivamente un qualcosa quotidiano che deve pervadere la nostra vita, finché non ne siamo scottati. E molto spesso, anzi quasi sempre, quando veniamo scottati è troppo tardi, ci troviamo impreparati, siamo troppo vulnerabili. È incredibile come possiamo essere manipolati in modo subdolo e ingenuo. Sì, è vero, assolutamente, siamo molto molto vulnerabili. L'aspetto umano, e proprio per questo è importante la conoscenza e la consapevolezza, perché se siamo consapevoli stiamo allerta, capiamo, riconosciamo dei segnali che ci dicono attenzione, questa potrebbe essere una truffa. Se non lo siamo, se non siamo consapevoli, ci facciamo ingannare. E purtroppo ci sono due aspetti che ci rendono molto molto a rischio e molto vulnerabili, e sono uno, la quantità di attacchi che subiamo, perché noi riceviamo decine di mail di phishing al giorno e queste tipicamente sono le mail di phishing che avanzano dopo le migliaia che sono state filtrate dai sistemi automatici. L'altro problema è che gli attaccanti sono sempre più, tra virgolette, in gamba, cioè sono sempre più in grado effettivamente di simulare il corretto comportamento che avrebbe una persona, un nostro corrispondente che ci fa una richiesta lecita. E questo diventa molto molto pericoloso, perché soprattutto quando lavoriamo tutto il giorno al computer scambiando mail in continuazione, alcune le leggiamo con leggerezza, ci sembrano assolutamente normali e magari lì in mezzo si nasconde qualcosa che non va. Purtroppo una volta era facile riconoscere una mail di spam, perché era sgrammaticata, perché era scritta in modo assurdo, era evidente. Oggi purtroppo non è più così. Oggi arrivano delle mail che sembrano effettivamente autentiche e quindi bisogna essere molto molto accorti. E poi l'altra cosa che dobbiamo assolutamente imparare a fare è non fidarci, perché insisto molto sull'aspetto della fiducia, perché se sappiamo che stiamo dando fiducia a così tanti oggetti e soggetti e che non sono del tutto tutti degni di fiducia, cerchiamo di non fidarci. Per esempio, come ci si tutela da un attacco di tipo business email compromise? Se mi arriva un IBAN, mi fido? No. Si alza il telefono e si chiede una verifica. E lo so che sembra tornare un po' indietro, ma d'altra parte, se ci pensate,
Una volta ci autenticavamo con username e password, era facile. Oggi ci autentichiamo con username e password, poi prendiamo il cellulare, ci arriva il messaggino, oppure dobbiamo mettere l'impronta digitale sul cellulare mentre stiamo facendo un'altra cosa al computer, eccetera, perché c'è l'autenticazione a 2 fattori. E il mondo è andato in questa direzione, non possiamo farci nulla, dobbiamo utilizzare dei canali alternativi che convalidino le informazioni che ci scambiamo. È preferibile utilizzare il computer rispetto al cellulare avendo l'accortezza di scaricare meno app o non cambia nulla? No, cambia assolutamente. Usare dispositivi diversi per fare cose diverse è assolutamente raccomandabile. Il computer, se usato in modo accorto, è un po' più sicuro del cellulare, dove ogni tanto siamo in qualche modo costretti a scaricare, a mettere delle app di magari non dubbia provenienza, però molte di più, ecco, ci sono tanti, non so, anche soltanto negozi o locali dove andare anche solo a mangiare, che hanno tutte i loro sistemi di raccolte punti, se volete, quello che una volta erano raccolte punti, che richiedono l'app. E quindi quando cominciamo a avere le app dei vari ristoranti, scarichiamo cose che, per carità, dal punto di vista astratto sono sicuramente innocue, ma dal punto di vista concreto, chi le ha scritte? Che software ha usato quello che l'ha scritte? Aveva scaricato del software ufficiale e non del software con del malware? Ecco, tutte queste cose noi in realtà non possiamo saperle. Per cui è facile che il nostro cellulare contenga delle cose un po' più a rischio, per cui assolutamente lavorare prevalentemente sul computer per le attività più critiche è raccomandabile. Ovviamente se il computer l'abbiamo tenuto bene, e di questo va bene, parleremo anche la prossima volta. Ha senso oggi quindi usare il termine privacy? Allora, io vi dirò che sul discorso privacy ho una posizione che è molto personale, per cui non fa testo quello che vi dico, perché non è assolutamente ufficiale. Secondo me, se per certi aspetti è giustificato ciò che è stato fatto nell'ambito della privacy, mi sembra che sia un po' sconnesso da quello che è il mondo reale. Cioè, il mondo reale è un mondo in cui per scelta abbiamo molto spesso allentato l'attenzione sulla nostra privacy, perché il fatto di pubblicare i fatti nostri sui social dimostra che della privacy ci interessa meno di quello che magari poteva essere una volta. Viceversa, ci crea molti problemi, perché a causa della privacy noi non riusciamo ad accedere a informazioni che invece... arrivederci Serena, grazie molte e a domani. Noi non riusciamo a accedere a informazioni che invece sarebbero fondamentali. Confesso che io ho qualche difficoltà nel condividere adesso non vorrei aprire un dibattito su un tema così caldo e delicato, però ho molta difficoltà a condividere una situazione in cui, perché è legata all'informatica e quindi è qualcosa che mi riguarda, in cui esiste un QR code che mi dice se il Green Pass è valido, ma io per privacy non posso sapere se la persona che mi espone quel Green Pass ha veramente il nome e cognome che c'è scritto. Questo è un assurdo, è uno dei principi di base che vengono in questo caso violati dell'autenticazione. Quindi un sistema di autenticazione basato su un sistema informatico non può funzionare così. Io ho bisogno, i certificati digitali sono fatti proprio per garantirmi che il soggetto che dice digitalmente di essere Mario Rossi è Mario Rossi. Senza questo collegamento nel mondo reale tutto il sistema fallisce. E quindi ecco, sulla privacy non sono
molto d'accordo. Secondo me dovrebbe essere rivista in modo che vengano tutelate le cose che veramente devono essere tutelate, ma si permetta di condividere e rendere pubbliche le informazioni che possono essere di utilità per la società, ecco. Assolutamente, ecco, se domani mi dice un partecipante non riuscite a seguire in diretta, non vi preoccupate perché verrà registrata e renderò disponibile sia le slide che la registrazione. Ovviamente i sistemi tecnici permettendo, però sono ormai abbastanza affidabili. Bene, allora io vedo che alcuni stanno già salutando, quindi vi ringrazio e vi saluto. Ovviamente se vi vengono ulteriori idee, voglia di chiarimenti o di discutere, affrontare alcuni dei temi toccati, prendetene nota perché domani possiamo parlarne. E quindi vi auguro una buona serata, vi ringrazio per aver partecipato e per l'attenzione e per le domande e ci rivediamo domani alla stessa ora. Buona serata a tutti.